Salutiamo i nostri amici telespettatori e salutiamo anche i nostri ospiti di oggi. Come vi avevo già anticipato la scorsa settimana, oggi sono ancora nostri graditi ospiti l'ingegnere Antonio Sfiligò in studio, che è legale rappresentante di Viva Biocell o Viva Biocell, insomma, come dir si vuole. E abbiamo collegato via Skype il professor Francesco Curcio, che è ordinario di patologia clinica all'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, quindi Università di Udine, che è responsabile scientifico di un progetto del quale appunto continueremo a parlare anche nel corso di questa trasmissione. In sostanza si parla di cancro al seno triplo negativo e per il quale è sempre più vicina la possibilità di un farmaco cellulare. Buongiorno professore, buongiorno ingegnere, grazie per essere qui con noi anche oggi per continuare questo discorso fatto sulla ricerca delle possibilità per il futuro, della necessità anche di investimenti per quanto riguarda la ricerca, perché la ricerca è costosa, i farmaci e le attrezzature sono molto costose e si va sempre più nella direzione di terapie cucite praticamente addosso al paziente. Dico bene, professor Curcio? Sì, dice bene, buongiorno dottoressa, buongiorno ai Buongiorno. telespettatori. Beh, sì, come diceva, il problema è quello di cercare di fare in modo che le terapie siano sempre più efficaci. Perché lo possano essere, bisogna ritagliarle sulle specifiche necessità di ciascun paziente. E questa è una delle caratteristiche del tipo di terapia per la quale prevediamo, speriamo a breve, l'inizio della sperimentazione clinica che riguarda l'immunoterapia del tumore triplo negativo del seno. L'immunoterapia significa fondamentalmente che si utilizzano delle strategie per insegnare al sistema immunitario del paziente come deve fare per eliminare la neoplasia. Questo è un tema estremamente attuale, in realtà esistono già dei farmaci che funzionano sulla base di questo principio. Il problema è che la loro produzione è estremamente costosa e questo fa sì che fondamentalmente terapie che hanno una straordinaria opportunità di curare molte patologie, sicuramente tumorali, ma anche altri tipi di patologie, in realtà possono essere usate molto poco, perché i costi sono tali da rendere impossibile l'utilizzo nel grande pubblico, per tutti i pazienti che ne hanno bisogno. Attualmente le terapie cellulari arrivano a costare, diciamo, prodotte con tecniche tradizionali, arrivano a costare anche centinaia di migliaia di euro per paziente. E quindi grazie alla collaborazione anche per quanto riguarda la ricerca e poi che possibilità ci sarà nel futuro di abbattere appunto anche questi costi, perché più ne fai in sostanza più utilizzi la terapia e si abbassa anche no, il costo Sì, dell'utilizzo. è anche un problema proprio è anche un problema di processo produttivo, Sì, no? È un po' come parlare della carrozza del Re Sole, sì. che era un veicolo bellissimo, straordinario, con oro zecchino, costruito a mano da decine di operatori, e invece poi la rivoluzione della Ford T agli inizi del Novecento che ha reso possibile dotare di un'automobile praticamente tutti i cittadini. È veramente proprio un problema di processo produttivo. Ecco, con noi dicevamo in studio l'ingegner Sfiligoi, ecco, stavamo dicendo come funziona questa nuova attrezzatura, il fatto che la Viva Biocell o Viva Biocell sia nata uno spin-off appunto dell'Università di Udine e che poi abbia ampliato i suoi orizzonti. Ecco, adesso fate parte di questo progetto che è Interreg con la Slovenia. Ma la collaborazione a livello mondiale, quanto è importante nella ricerca? Ecco, continuiamo proprio con questo discorso e se effettivamente la ricerca con la collaborazione a livello mondiale chiaramente è il futuro per trovare, per risolvere, per guarire tante patologie, insomma, Beh, per farci stare meglio. Ecco. la Commissione europea recentemente, nel 2020, ha pubblicato la nuova strategia farmaceutica per l'Europa
e le nuove terapie, soprattutto le terapie avanzate come queste Sì. di cui stiamo parlando oggi, sono ovviamente un elemento centrale di questa strategia. E un elemento molto importante è che le innovazioni molto spesso non nascono nei grandi gruppi farmaceutici, ma nascono in piccole imprese, come queste che fanno parte del nostro progetto, Forse che perché sono più motivati? Perché sono più no? motivati, non hanno certi limiti che Sì, hanno costi ovviamente molto inferiori certo. a quelli delle grandi imprese farmaceutiche, e quindi quando le piccole imprese riescono a portare ad un livello di evidenza clinica Sì. possibilmente i loro risultati, poi spesso sono le grandi imprese che hanno la capacità di, in gergo si dice, scalare, cioè di portare, di diffondere a un numero di persone molto più elevato e a livello globale i risultati della ricerca. E questo è stato il caso anche, l'abbiamo visto tutti con la società tedesca BioNTech, che è stata poi diventata partner di Pfizer. L'innovazione era nata in una piccola azienda e poi la grande azienda ha avuto il ruolo di industrializzare il vaccino e portarlo a tutti. Ma in questo caso è un po' diverso ancora, proprio perché si mira a rendere la produzione vicino al letto del paziente, più per quanto possibile, e quindi le strategie di produzione di questi farmaci devono essere orientate ad una produzione decentralizzata e con strumenti automatici. È quello che questo è il tema sul quale stiamo lavorando insieme ai partner sloveni. Beh, basta guardare il laboratorio, andiamo dal professor Curcio, il laboratorio del professor Curcio, estremamente, no? Estremamente all'avanguardia, un fiore all'occhiello, se pensiamo che appunto è stato realizzato qualche anno fa, ma quando era stato realizzato sembrava entrando di essere in un'azienda dove, no, dove c'è una ricerca avanzata, dove si continua a lavorare per trovare nuove soluzioni, cioè un impatto visivo molto importante, professor Curcio. Sì, devo dire che grazie anche al supporto di tutti gli enti regionali, l'attività di diagnostica e ricerca da noi è strettamente integrata e questo rende possibile anche trasferire rapidamente al paziente tutta una serie di tecnologie, idee, Sì, sviluppi e opportunità. Tenga presente, adesso cambiando leggermente ambito, il laboratorio di Udine è riuscito nel periodo della pandemia, nonostante tutto, è arrivato a eseguire oltre 6.500 test molecolari al giorno, refertandoli nelle 12-18 ore e ha sequenziato tutti i genomi virali di tutti i soggetti che sono risultati positivi da dicembre del 2020 a oggi, depositando oltre 3.000 sequenze nuove in banca dati internazionali. E questo è un po' quello che è successo con le origini, l'inizio di Viva Biocell. È nato tutto all'interno di un laboratorio universitario che operava a livello diciamo di ricerca sia locale ma naturalmente anche internazionale e che poi ha immaginato, ha pensato che tecnologie avanzate di questo genere potevano essere utili anche per il grande pubblico. Quindi è nata Viva Biocell, che poi è stata acquisita da una grande società americana che però ha lasciato in Italia, proprio per riconoscere il ruolo importante delle nostre capacità, ha lasciato in Italia tutte le attività di ricerca e sviluppo, nonché le attività di sviluppo del mercato europeo. Quindi questo è stato un po' un evento, diciamo, abbastanza importante e oggi Viva Biocell è una realtà che collabora a livello internazionale con società, con istituzioni, enti, eccetera. ecco, visto che manca poco tempo, quindi il futuro, ormai il futuro è questo, bisogna cavalcarlo e sperare che effettivamente ci sia qualcuno che creda, no? Che continui a credere nella ricerca, anche per quanto riguarda le sovvenzioni. Ma un ruolo importante ce l'hanno senza dubbio i progetti Sì, regionali, i progetti transfrontalieri.
sia perché mettono a disposizione delle risorse, ma si tratta di un settore che richiede investimenti importanti, ma perché proprio abilita la collaborazione tra soggetti che probabilmente, nonostante siano collocati vicini, non hanno molte, cioè non si conoscono così come si potrebbero conoscere se facessimo parte della stessa regione. Quindi questi progetti transfrontalieri hanno veramente il merito di mettere ad esempio noi che siamo un produttore di sistemi in contatto con un utilizzatore avanzato, quindi un soggetto che lavora in ambito clinico e quindi riusciamo ad adattare le nostre macchine ai requisiti di chi lavora con i pazienti. E quindi e viceversa per gli sloveni entrare in contatto con e quindi si crea quello che ha dato poi il nome a questo progetto. Cluster vuol dire aggregato in inglese, quindi immunocluster vuol dire creare una massa critica di soggetti anche molto diversi che però collaborano, e serve proprio una collaborazione estesa perché dobbiamo includere anche i soggetti che poi pagano le spese e rendono rimborsabili le terapie, quindi ospedali, centri di ricerca, vari tipi di aziende piccole ad alta tecnologia, specializzate. Questo è il significato di Immunocluster. Bene, ringraziamo l'ingegnere Antonio Spiligoi, professor Curcio, non posso fare altro che ringraziarla per la partecipazione alla nostra trasmissione. Spero di sentirla fra non molto tempo, di sentirla parlare di nuovi progetti, perché lei ha sempre, no, è sempre un passo avanti. Qui nella nostra regione, sì, grazie. è vero, scusi, nella nostra regione abbiamo tante piccole realtà delle quali magari la popolazione friulana non è al corrente. È giusto che sappia che qui in Friuli ci sono delle piccole eccellenze, che ci sono tante persone che stanno lavorando proprio per i cittadini e per la loro salute. Professor Curcio, grazie per essere stato nostro ospite, grazie all'ingegner Spiligoi, io spero di vederla nuovamente presto nei nostri studi. Ringrazio i nostri amici telespettatori per averci seguito. L'appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere per giovedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci.